Si è svolta stamani la cerimonia di consegna di un defibrillatore da parte dei familiari del capo della Polizia di Stato Giovanni Porrovecchio. La donazione è avvenuta presso la caserma Angelone di Agrigento. Il congegno salvavite è stato installato proprio davanti all'ingresso della struttura. A donare il prezioso apparecchio è stata la moglie Cinzia Savarino. Tanti colleghi presenti all'evento che hanno assistito commossi ricordando il collega scomparso, quindi la scopertura della targa, un breve ricordo e la benedizione ai presenti fatta dal cappellano Don Maurizio Di Franco. Sì, una giornata particolare dedicata a un uomo che ha dedicato la sua vita alla sua famiglia, che la sua famiglia è la Polizia di Stato ed è qui la rappresentante è oggi la sua moglie, che comunque, come vedete, è una collega e che ha voluto fare questo gesto insieme anche agli altri colleghi per donare qualcosa che è molto prezioso, perché è qualcosa che è veramente il simbolo della continuità della vita di Giovanni attraverso uno strumento che può salvare la vita non soltanto dei colleghi ma anche dei cittadini. In ricordo di Giovanni abbiamo voluto donare alla questura di Agrigento questo defibrillatore. Speriamo che non debba servire mai. Dico, un bel gesto, insomma, anche avere pensato a fare questa cosa è stato un gesto sicuramente bello. Un gesto di amore anche verso gli altri. Signore, benedici noi, benedici l'esperienza di chi ha progettato, costruito e realizzato questo defibrillatore. Basta poco per salvare la vita. È inutile dire a voi chi era Giovanni Porrovecchio, perché se siete qua è perché lo sapete e sapete qual è l'amore che lui ha dato a questa istituzione, la Polizia di Stato, la sua famiglia. Finalmente ci siamo riusciti. Finalmente siamo riusciti a collocare un defibrillatore in questura. Io ci tenevo tantissimo nel ricordo di Giovanni.